Ebbene sì ragazzi, da come stiamo leggendo nelle ultime ore, Insigne si dovrebbe trasferire al Toronto. Il vantaggio del Napoli al 26esimo con lo scudizzo di casa, Lorenzo Insigne. Insigne con il destro in porta, 3-0 Napoli. Bella Wagyu, bentornati sul mio canale, siamo qui oggi per fare un video più particolare. Parleremo di calciomercato, il trasferimento di Insigne al Toronto. Il suo ingaggio sarebbe di 11,5 milioni netti all'anno più 4,5 di bonus. Davanti a questi soldi tutti avrebbero accettato, però io pensavo che lui, essendo napoletano e andando in un altro stato dove il calcio non è così fondamentale come in Italia, penso che avrebbe rifiutato. Napoli gli offriva 3,5 milioni più 2,5 milioni di bonus e davanti a queste cifre qualunque avrebbe accettato, però un po' di rispetto per noi tifosi. Lorenzo, tu hai sempre io non ce l'ho con Lorenzo, però tu hai sempre tifato Napoli, sei cresciuto a Napoli, tutte queste, e sei andato a cantare sotto la curva, eri il protagonista e te ne vai. Date, non me l'aspettavo, non lo potevo aspettare da Mertens, Jack. Poi Gianluca Di Marzio ci ha detto anche che si dovrebbe trasferire a fine stagione, quindi non so come giocherà questi mesi. Se giocherà male io lo fischio, se giocherà bene lo saluto con onore, però non te ne puoi andare per soldi, Lore. Cioè, io l'ho sempre difeso. Ragazzi, poi io non me la voglio prendere solo con Insigne, me la voglio prendere anche con questa società che abbiamo. Cioè, lui ti ha chiesto 5 milioni, ce li vuoi dare? Ti conservi tutti quei soldi, di pappona, ti conservi tutti quei soldi e poi non gli vuoi offrire 1 milione in più. Ha vinto l'Europeo, è il capitano, ho capito, però gli potevi offrire 1 milione in più, mezzo milione in più, non lo voleva proprio. Penso che faranno anche questa fine Mertens, Gulam, Koulibaly, che hanno l'ingaggio sopra i 3 milioni e mezzo. Ha detto che vuole abbassare tutti gli stipendi De Laurentiis, però io sono deluso da te. Pensavo che non te ne andavi, sincero. Peccato, peccato. Mo vediamo cosa succede fino a giugno, sperando che giochi meglio, così ti salutiamo con onore e non con disprezzo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo con la reaction Napoli-Juve. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare ai 1000. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.